7 giorni dopo, puntuali, stessa rete, stesso orario, per raccontarvi e per fare insieme a voi il punto di quelli che sono i principali accadimenti dell'informazione alle nostre latitudini in Calabria, pensando un po' anche a quelle che sono le situazioni ovviamente che riguardano il governo centrale. Intanto un ringraziamento a voi che ci avete scelto per l'ennesima volta e ci avete dimostrato e ci dimostrate continuamente gli attestati di gradimento nei confronti di questo settimanale di informazione, e soprattutto il ringraziamento va alla redazione giornalistica tutta, ad Attilio Sabato e a Luca Chito, che è il nostro regista. Cosa è accaduto questa settimana? Devo dire che in generale quello che è l'analisi che si può fare è che il 2020, il 2020 famoso e fatidico, in un anno bisestile, non è cominciato benissimo per la nostra nazione, ma per la nostra regione in particolare. Questa settimana segna infatti degli allarmi importanti. Uno per quello che è la notizia fondamentale, che è quella del coronavirus, e vediamo nello sviluppo di questa puntata di raccontarvi il più possibile. Poi un altro accadimento è quello relativo ovviamente alla scossa di terremoto che c'è stata con epicentro a Rende e che ha destato tantissima preoccupazione, se non panico, nella popolazione del circondario, ovviamente dell'area urbana Rende e Cosenza, anche dei comuni limitrofi. E poi intanto la situazione relativa alla politica, in cui da un momento all'altro si attende che il governatore Santelli nomini la nuova giunta, vari la nuova giunta, e che quindi si dia corso a questo nuovo azione politica della Calabria, che ovviamente deve fronteggiare tantissimi problemi. Ma entriamo nel fatto, entriamo nel vivo e parliamo del primo servizio. Addirittura sono 2 i primi servizi, perché parlando di coronavirus, il primo caso in Calabria, un paziente asintomatico che è risultato positivo. Un paziente di Cetraro è risultato positivo al primo tampone sul coronavirus. A dare notizia del caso sospetto è la governatrice Iole Santelli. Nella cittadina del Tirreno Cosentino sono stati giorni di ansia e apprensione. L'uomo, originario di San Martino di Cetraro, vive a Castelnuovo d'Adda, nella Lodigiana. È un paziente dializzato, terapia che effettua a Casal Pusterlengo, in zona rossa. Nei giorni scorsi, insieme alla moglie, ha deciso di tornare in Calabria, in pullman. Sabato sera da un paesino di Castelnuovo d'Adda sono venuti dei cetraresi, sono ritornati a Cetraro con la particolarità che questi soggetti che mi hanno comunicato alle 7 di mattina, è stato comunicato che il soggetto era in dialisi e che la dialisi la stava svolgendo in un paese della zona rossa, in un ospedale di un paese della zona rossa. Ho immediatamente ordinato loro di mettersi in quarantena e ho avvisato chi di competenza. L'uomo, al suo arrivo a Cetraro, dopo aver incontrato parenti e amici, ha effettuato 2 cicli di dialisi all'ospedale Iannelli, ma per precauzione è stato isolato dagli altri pazienti. Tutti coloro che sono stati in contatti con il soggetto, di verità sono pochi, sono stati in contatto e si sono messi volontariamente in quarantena già da domenica, quando sono andati a salutarlo. Quante persone più o meno sono in quarantena in questo momento lì a Cetraro? Guarda, in quarantena volontaria, da quello che sono a conoscenza, sono 5 persone. Io sono in contatto con la protezione civile regionale, con la task force che è stata istituita presso la regione Calabria. Stanno attivando tutte le misure necessarie. La cosa che insomma ci tranquillizza è che è assolutamente asintomatico. È semplicemente un test positivo al nuovo coronavirus di un soggetto proveniente dalla zona del Lodigiano, che è sceso in Calabria nonostante gli sia stato detto che non doveva scendere. Questo soggetto completamente asintomatico, cioè non ha assolutamente nulla,
ha però la necessità di rivolgersi all'ospedale, in questo caso l'ospedale di Cetraro per alcune cure sue particolari. I medici dell'ospedale di Cetraro, a cui vanno tutti i miei complimenti, hanno richiesto la sua provenienza e hanno allertato l'ASP e insieme con l'ASP noi abbiamo eseguito su questo signore il test, un tampone nasofaringeo per la ricerca del coronavirus. Mi sembra che la macchina di controllo per il contenimento di questa infezione sta funzionando benissimo, quindi vorrei in qualche modo tranquillizzare la popolazione, perché in Calabria non ci sono casi autoctoni di questa infezione e questa persona ha voluto soltanto ritornare in Calabria. Quindi seguiremo ovviamente l'evolversi della situazione e nei TG ovviamente trovate gli approfondimenti del caso, ma la pagina sul coronavirus ovviamente questa settimana è ricchissima e proprio per questo motivo partiamo da giovedì scorso, quando il neogovernatore Santelli ha emanato una prima ordinanza e parla anche delle scuole che devono restare aperte. Ora l'ordinanza è ufficiale, emanata nel pomeriggio dalla Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, contiene le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza coronavirus. L'ordinanza prevede che le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici e gli esercizi commerciali espongano le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute. Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle zone di accesso al pubblico, dovranno essere predisposti erogatori di soluzioni disinfettanti e le aziende di trasporto pubblico locale dovranno attuare interventi di pulizia straordinaria dei mezzi. In Calabria dunque le scuole restano aperte, mentre i viaggi di istruzione e le iniziative affine sono sospesi fino al 15 marzo. Il Presidente ha inoltre disposto che chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico o nei comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra. Questi a loro volta, dopo un primo triage telefonico, informeranno il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. In aggiunta a quanto indicato dal Governo, abbiamo inserito nella nostra ordinanza anche un punto sulla sorveglianza sanitaria su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti della regione, ha detto la Presidente Iole Santelli. Per ricevere inoltre supporto e informazioni sul coronavirus, ricordiamo che la regione ha istituito il numero verde 800 76 76 76. A rispondere dalle 8 del mattino alle 20 di sera saranno gli operatori sanitari con una formazione specifica sull'argomento. L'obiettivo è e resta quello di rassicurare la popolazione e di non creare panico infondato, conclude la Presidente della Regione. Non creare panico e quindi inutili allarmismi. Probabilmente il problema sta all'origine, perché la nazione avrebbe dovuto affrontare in maniera diversa e fronteggiare il problema proprio della diffusione del virus. Ma intanto in questo momento esiste un'ordinanza, esiste un numero verde, esiste tutta una serie di precauzioni che molte istituzioni importanti in Calabria, vedi anche l'Università della Calabria, hanno già preso per evitare assembramenti inutili, facendo dell'e-learning online, eliminando per esempio le sedute di laurea. Tanti sono gli accorgimenti che per esempio anche la nostra stessa emittente ha preso relativamente agli igienizzanti o alle possibili precauzioni. Questo è anche un problema di coscienza civile e di cultura, perché chi arriva e chi è riuscito a passare dalle zone rosse dovrebbe, se non altro, andare a verificare dei controlli o a dire che è tornato per l'appunto da quei posti. Ma andiamo avanti e parlando sempre di regione, la Calabria, secondo il direttore generale del Dipartimento della Salute Belcastro, è pronta a fronteggiare eventuali emergenze.
Le unità operative di malattie infettive della Calabria sono attrezzatissime. Le rassicurazioni arrivano dal direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro. Le aziende ospedaliere, ha detto, hanno acquistato migliaia di tamponi e dispositivi di protezione individuali. I calabresi, ha aggiunto, devono stare tranquilli. Abbiamo l'ospedale di riferimento e i 3 ospedali di Catanzaro, Cosenza e Reggio con le unità operative di malattie infettive, con le stanze a pressione negativa, abbiamo 134 posti di rianimazione, abbiamo l'ECMO al Policlinico di Germaneto, abbiamo le 4 microbiologie che rispondono per fare test di tamponi a tutti quanti. Oggi noi dobbiamo pensare a tutti quelli che possono tornare da quelle zone a rischio, che sono solo le zone dell'area della Cina e gli 11 comuni, i 10 del Bassa Lodigiana, un comune del Veneto in cui c'è stato questo focolaio. Se ci sono persone, soggetti che arrivano proprio da quelle zone, solo da quelle zone, quelle fanno alzare l'attenzione, alzare l'antenna e quindi vengono presi in carico se hanno dei sintomi dai medici di base, dai dipartimenti di prevenzione soprattutto, e però ripeto, solo se sono sintomatici, e in questi casi potremmo avere il soggetto, la persona che viene da queste zone a rischio, che può andare in quarantena se è stato a stretto contatto con un caso già confermato. Quarantena a domicilio significa che sta 14 giorni a domicilio e viene monitorato, si attiva la cosiddetta sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di Prevenzione. Altrimenti ci può essere la procedura di isolamento volontario sempre al domicilio del paziente, e sempre in questo caso ci sarà la sorveglianza attiva. Nel caso in cui dovessero sopravvenire sintomi che fanno pensare ad un probabile coronavirus, allora il medico deciderà se far effettuare il tampone oppure no. Quindi non dobbiamo farci prendere nemmeno dalla psicosi di fare il tampone a tutti i costi o fare il tampone a tutti quanti, perché non è prevenzione quella. Allora, queste sono le parole chiarissime del direttore generale del Dipartimento alla Salute della Regione Calabria. Intanto però, nonostante questi avvertimenti, queste dichiarazioni che invitano per l'appunto alla tranquillità, esiste una psicosi, perché in Calabria tutti quanti sono alla ricerca, come un po' in tutta Italia, di mascherine e igienizzanti. Ma parlando di controlli? Farmacie prese d'assalto nelle ultime ore anche in Calabria per l'acquisto di mascherine. In molti cercano di limitare così il rischio di contagio dal coronavirus dopo i numerosi casi registrati in Italia. Guardate cosa accade in questa farmacia di Rende, nel Cosentino. Lunghe code per acquistare la mascherina, in molti casi introvabile. Buongiorno. Buongiorno. Avete mascherine? Sì, le abbiamo, le stiamo reperendo su tutto il territorio nazionale, anche se è un po' difficile perché sono diventati mancanti data l'emergenza. Cerchiamo di coprire tutta la popolazione, non dandone neanche tante per ogni persona, un massimo di 4-5, in modo che man mano arrivano le turnate e cerchiamo di mettere tranquilli un po' tutti, soprattutto i soggetti a rischio, che sono ovviamente anziani, gente che ha già delle problematiche respiratorie, perché è un virus che colpisce soprattutto i polmoni, quindi spaventa soprattutto quello. Igienizzante per le mani è possibile trovare? L'igienizzante per le mani, ossia la classica mucchina, anche questa è mancante ovunque, però noi ci siamo attrezzati per produrlo in laboratorio. Già finite le mascherine? In poche ore già terminate ed è la terza volta che le riordiniamo, quindi sì, stanno andando a ruba. Anche voi indossate le mascherine? E noi le indossiamo perché siamo, ripeto, molto esposti, tuteliamo noi, ma tuteliamo anche gli utenti. C'è molta preoccupazione tra la gente. Si cerca di attuare tutte le misure igieniche per prevenire l'eventuale contagio da Covid-19. Ci hanno detto che erano in arrivo le mascherine e quindi noi ci siamo accapultati. Infatti stavamo facendo un corso di stage di formazione pronto per il nostro negozio e allora abbiamo detto dedichiamoci un attimino a sta cosa per poi... Siamo spaventate ragazzi, siamo spaventate. Io sono mamma, quindi a maggior ragione per tutela di mio figlio devo farlo per forza.
V'è da dire che al momento la situazione in Calabria è sotto controllo, ci si affida però anche al buonsenso delle persone che in queste ore stanno rientrando dai centri del nord Italia dove si registrano i focolai di infezione, in particolare Veneto e Lombardia, ma anche Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio. Negli aeroporti calabresi i passeggeri sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, ma cosa accade per chi viaggia in pullman? Qui siamo all'autostazione di Cosenza, ma ci sono i controlli per chi rientra da aree del Belpaese dove sono stati accertati diversi casi di infezione? Non c'è controllo, non ho visto un medico sanitario che li controlla per vedere o se sono stati controllati già prima di partire. Boh, non lo so, ma qua siamo tutti a Taraduzza e bene, come si sono detto. Nessun controllo, dunque, ci dicono. Chi lavora qui cerca di tutelarsi disinfettando mani e superfici con alcol, ma la preoccupazione è tanta. Certo, si fa leva sul senso di responsabilità dei cittadini che rientrano da aree a rischio, ma forse qualche controllo in più non guasterebbe. Probabilmente si aumenterebbe così la percezione di sicurezza sanitaria dei cittadini. Autostazione di Cosenza, corsie semivuote, effetto coronavirus, ci spiegano. Il servizio dei bus è regolare anche fuori regione. Gli autisti si sono costituiti in comitato spontaneo, chiedono maggiori tutele, si sono rivolti a tutti i presidi dello Stato, come conferma al nostro microfono il portavoce del comitato. Mi sono interessato a chiamare il 1500 e non ho avuto nessuna risposta. Ho chiamato il 112 3 giorni fa circa e i carabinieri mi dicevano che loro non era competenza, nel senso che loro non facevano sanità, di chiamare il 118. Ho chiamato il 118 e ho parlato con un dirigente dove lui in modo molto garbato mi ha spiegato che poi dice: noi non possiamo fare niente se non intervenire in casi accertati, quindi se noi figurate cosa dovremmo fare. La nostra richiesta era quella che io ho fatto il 118, era quella di creare un presidio qui all'autostazione, in quanto è venuta nei giorni scorsi una marea di persone provenienti dal nord, che noi parlavamo con i colleghi e ci spiegavano che lì al nord, dove loro salivano, che prendevano il pullman, non avevano nessun controllo. Il 118 mi diceva di andare alla prefettura, sono andato in prefettura. Si è parlato con un funzionario della prefettura dove lui diceva che non è competenza nemmeno delle prefetture, di andare a parlare con la protezione civile. Siamo andati alla protezione civile, in quel giorno non c'era nessuno, quindi siamo rimasti senza nessuna risposta. Nessun controllo alla partenza né all'arrivo e la preoccupazione cresce. Ognuno di noi a casa ha qualche persona debole, qualche persona anziana, quindi non vorremmo che per colpa di terze persone compromettessimo la loro salute. In vigore in Calabria l'ordinanza della Santelli che prevede la sanificazione dei mezzi viene rispettata. Per quanto riguarda la sanificazione, per quanto riguarda la mia azienda, la ditta Preite, al quale sono il responsabile della sicurezza, noi la facciamo abitualmente già da tempo. E da stamattina l'abbiamo intensificata rispetto al decreto che ha fatto ieri la Regione Calabria. Nessuna tutela è ciò che emerge, lo avvertono anche i viaggiatori che hanno limitato al minimo gli spostamenti con conseguenze sugli incassi. Abbiamo ridotto almeno dell'80%, quindi sono 2 settimane che è proprio un morire. No, niente, zero. No, nessun controllo. No. Se si chiede a un passeggero di un aereo appena atterrato all'aeroporto di Crotone se è stato sottoposto a controlli all'arrivo in Calabria, si riceve quasi sempre la stessa risposta. Sarà un caso? Probabilmente no, e a quanto pare anche negli aeroporti di partenza o di scalo non tutti sono stati sottoposti o hanno visto effettuare i controlli. Perché non fanno i controlli? Rendono più sicurezza, danno più sicurezza alle persone che devono rientrare a casa dei familiari. Nonostante le sollecitazioni non sono state attivate le attrezzature termoscanner utili a monitorare la temperatura dei viaggiatori in transito, una misura necessaria per evidenziare eventuali casi da approfondire. Molti di loro hanno indossato le mascherine per precauzione, altri non l'hanno ritenuto necessario seguendo le indicazioni dei medici. Chi proviene da zone a rischio è chiamato a osservare un periodo di isolamento volontario. Anche in questo caso l'appello delle autorità sanitarie sembra essere stato raccolto dalla popolazione. 15 giorni ci hanno detto di stare dentro a casa. Lo farò sicuramente. Anche qui il problema è affidato alla coscienza di ciascuno di noi, perché sì, bisogna mettersi in quarantena da soli. Il problema è capire poi quali sono le situazioni di chi ritorna
dai posti, dalle zone a rischio del nord e che è tornato in Calabria, in che contesti familiari va ad inserirsi. Ma il fatto che se tutti emerge è chiaramente quello relativo al fatto di zero controlli in aeroporti, nelle stazioni, ma nei viaggi di linea fatti con i pullman, ma soprattutto aggiungiamo anche i caselli autostradali, perché sappiamo, ci giungono segnalazioni che tantissimi studenti o lavoratori sono rientrati da zone cosiddette a rischio del nord anche utilizzando i caselli autostradali, il che vuol dire che non ci sono stati controlli nemmeno in quel caso, per cui la situazione è un po', ribadisco il concetto, affidata alla coscienza civile di ciascuno di noi. E a seguito poi di queste psicosi, ma anche del rischio del coronavirus, ci sono state alcune ordinanze dei sindaci, devo dire alcune anche molto fantasiose, perché c'era qualcuno che vietava addirittura l'accesso in alcuni comuni, paesi, ai cittadini provenienti generalmente dal nord. A questo punto a Cosenza è intervenuto il prefetto che invita i primi cittadini ad attenersi a quelle che sono le disposizioni di legge ministeriali. L'attenzione è massima, gli incontri istituzionali si susseguono in queste ore per approntare tutte le misure necessarie per evitare il rischio di contagio, ma bisogna iniziare dalle normali norme igieniche. Sul tavolo del prefetto di Cosenza troviamo un disinfettante per le mani, una misura precauzionale che dovrebbe sempre essere attuata. Questo è un messaggio che voglio mandare, soprattutto precauzionale. D'altra parte tutte le indicazioni che provengono sia dal governo ma dal ministro della salute eccetera è quello di usare diciamo dei presidi, che può essere la mucchina, che dovrebbe essere usata sempre indipendentemente dal coronavirus, perché noi parliamo del coronavirus, ma ci deve essere un'igiene necessario. Ma a proposito di coronavirus, sul territorio qual è al momento la situazione? Non abbiamo nessun segnale di criticità che non siano, mi consenta, le ordinanze dei sindaci che limitano la libera circolazione. Già, perché alcuni sindaci hanno vietato l'ingresso a persone provenienti dal nord Italia, ma il decreto legge e il DPCR stabiliscono che soltanto per coloro che provengono dalle zone rosse ben delimitate è necessario che venga comunicato il transito al Dipartimento di Prevenzione e Salute. È necessaria questa comunicazione, non è necessario altro. Anche i sindaci dunque devono essere correttamente informati, ma adesso cosa accadrà dopo le ordinanze già emesse? Qualora sono state emesse come ufficiale di governo, stanno provvedendo i vari prefetti ad annullare quelle ordinanze che sono abnormi. Per esempio alcune ordinanze nelle quali indistintamente si fa riferimento prima di tutto al DPCM del Consiglio dei Ministri in modo erroneo, cioè faccio riferimento al DPCM ma non sappiamo a quale disposizione, ma ancora in modo peggiore quando si dice i cittadini che provengono da quelle zone del nord Italia interessate dall'epidemia. Quindi già parliamo di epidemia, parliamo di zone del nord Italia, non si capisce quali sono. Allora si fa chiaramente leva su quello che è l'educazione e il senso civico dei cittadini che provengono dalle zone rosse. Però poi c'è il problema del sentito dire, perché allora ci si attiva come una caccia all'untore, perché è anche un grande problema, cioè poi arriviamo veramente a una persecuzione del cittadino che purtroppo si è trovato in quelle zone. Dobbiamo stare molto attenti e soprattutto a non ingenerare panico ingiustificato. Coscienza civile, ripetiamo questa parola perché la pagina è stata ampissima relativamente al coronavirus e al rischio della diffusione e a come ovviamente si deve contrastare, perché c'è un decalogo che è stato poi mandato in lungo e largo dall'Istituto Nazionale della Sanità. Quelle sono le regole base al quale bisogna attenersi, ma che comunque poi sono le regole di normale, regolare civiltà, con un po' più di igiene in più, un po' più di accortezza. Nel frattempo però, parlando di ordinanze dei sindaci, bisogna registrare che in Calabria sono stati annullati alcuni eventi importanti. Cito tra i tanti due importanti perché numericamente molto partecipati, come il Carnevale di Castrovillari, ma anche per il prossimo 19 marzo, che è un periodo anche abbastanza più lungo, non solo il 19, ma c'erano dei giorni prima e dei giorni dopo, una fiera importante che è la fiera di San Giuseppe a Cosenza, che proprio per questi motivi, per evitare degli assembramenti, per evitare di non capire come e in che modo fare i controlli opportuni, è stata
annullata. Chiusa la pagina del coronavirus, bisogna tornare indietro nei giorni perché, riavvolgendo il nastro ad inizio settimana, c'è stato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Rende che ha coinvolto l'intera area urbana di Cosenza e Rende e i comuni limitrofi, che ha generato tantissima paura e panico, ma per fortuna nessun danno a persone. La gente in strada resta per ore, qui siamo nel centro storico di Cosenza, tanta la paura, prima il boato, poi le mura che ondeggiano raccontano la scossa forte, le 17.02 è l'ora che si ricorda con precisione, l'epicentro a Rende, ma si è sentita distintamente in tutta la Calabria fino a Napoli. Gli esperti parlano di un sisma a 10 km di profondità, dunque abbastanza superficiale, la magnitudo è di 4.4, nessuna criticità, sono le parole del capo della Protezione Civile Borrelli, ma nei supermercati della città del Campagnano dagli scaffali cade di tutto. Qui siamo nel Despar di Contrada Cutura, le foto, i filmati fanno il giro del web. Quando le nostre telecamere entrano, gli operatori stanno pulendo, sono stati attimi di panico, nessun ferito ed è una buona notizia. Nel tardo pomeriggio la riunione straordinaria in prefettura a Cosenza tra forze dell'ordine e i sindaci per fare il punto della situazione. Fortunatamente non ci sono danni a persone, c'è qualche lesione in una chiesa a Rende, la chiesa madre di Rende, ma sono in corso tutta una serie di monitoraggi e di verifiche da parte dei vigili del fuoco, da parte della polizia municipale, da parte degli uffici tecnici dei comuni. Peraltro, cosa importante, che i sindaci hanno immediatamente costituito i COC, i centri operativi comunali, che si terranno poi in contatto con l'unità di crisi che sarà riconvocata laddove fosse necessaria. Non ci sono problemi alla rete idrica, non ci sono problemi nell'erogazione dell'elettricità e del gas. Circolazione ferroviaria sospesa sulla Sibari Cosenza, sulla Paola Cosenza e sulla Sapri Lamezia Terme. Sono state costituite dei bus alternativi nel percorso Cosenza Sibari Paola, saranno serviti da bus piuttosto che da treni in attesa di verifiche definitive sulle gallerie e sui viadotti. ANAS ha sottolineato che non ci sono, avendo fatto già le verifiche, problemi ai viadotti, né tantomeno ci sono problemi per quanto riguarda il Cannavino, Cangarello e Moli. Ci saranno nei prossimi giorni le trasmissioni di approfondimento anche perché questo evento e quindi è riconducibile al 1980 perché la faglia interessata è la stessa dal quale si è generato questo terremoto, ricordiamo, di magnitudo 4.4. Conosciamo le fragilità di questa nostra terra, ma non per questo motivo bisogna generare panico tra la popolazione. La notizia va offerta a voi che ci ascoltate, che seguite comunque gli organi di informazione, esattamente così com'è, senza creare, ormai si stanno generando, soprattutto per quello che riguarda i mezzi di informazione anche alternativo, delle fake news, quindi con delle notizie che ovviamente poi moltiplicano il panico tra chi le ascolta. In generale per i terremoti è detto che non c'è la possibilità di prevedere se, come e quando arrivano. Certo è che però ci sono delle regole da seguire sulle evacuazioni, su quelle che sono le prime precauzioni da prendere, di come consultare i siti della Protezione Civile regionale per capire quali sono poi i luoghi eventuali di assembramento più comodi. Ma in generale su questo parleremo anche in trasmissioni dedicate anche alla sismologia, perché no, nei prossimi giorni. Questo è TEN, il 10, sul digitale terrestre, il canale dell'informazione 24 ore su 24. Non cambiate canale e noi ci vediamo la prossima settimana.